bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo tornati su Track Simulator 2. Raga, me ne avete chiesto in tanti, allora ho detto, fioi, mi prendo 9 euro il CD con l'espansione dell'Est e andiamo a tornare di brutto su Eurotrack, anche se sappiamo che è un gioco un po', anche perché sono col volante, è un gioco un po' difficile, soprattutto un po' di nicchia e chiaramente non stradinamico, però a tanti piace, a sto punto torniamo. Ecco qua ragazzi, questa è la nuova espansione con le altre città. Eccole qua, perfetto, sì ce ne sono anche altre probabilmente forse, ma non so dove. Comunque noi siamo qua a Verona e facciamo una tratta veloce per capire un po', cioè per ritornare un po' sul gioco, ecco. Allora, offerte di lavoro, lavoro autonomo. Allora, da Verona cosa c'è? Una veloce. Verona, vediamo un attimo. Ok, con questa Lione è veloce, Praga è più lunga. Dai, facciamo un Verona-Lione. Ok, perfetto. Siamo col volante, ragazzi. Molto bene, sono un attimo a ricordarmi i tasti. Allora, no, specchietti. Allora, GPS. Ok. Allora, buono. Prossima sosta di riposo 6 ore, 76.000 euro abbiamo. Ok. Ecco, non è configurato il volante. Però ragazzi, un attimo chiudo che devo riconfigurare il volante, porca trota. Ok ragazzi, andiamo. Facciamo cercare di capire. Vai. Vai di retro. Aspetta. Non rompere i coglioni, macchinetta di merda. Ok. Perfetto. Dai che ci siamo. Siamo col mio camioncino, con il tipico e classico camioncino cumendiano. Ok, e devi prendere molto la mano, col volante. Ok, verde. Pensa a fare le manovre, viene da piangere a pensare al commendone che fa le manovre. Aspetta, che cazzo. Calma, ok. Buono. Invio, allora. Verona Lion. Trattori dobbiamo portare. Accetta il lavoro. Vediamo dove lo dobbiamo prendere. Attento come. Mamma mia. Eccolo qua, che figata, ciao. Devo un po' migliorare la sensibilità, forse. Allora, 2. Vai. 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 Che bello. Ok. Possiamo andare indietro. In si va verso Lione sono 578 km, quindi una tappa bella corta, ma per ricominciare l'ideale secondo me. Voi lo sapete, devo giocare i giochi quando voglio, mi è tornata la voglia di Eurotrack e vai di Eurotrack. Adesso mi butto io e vaffanculo. Perché sono il gondolaro, mamma mia. Eccola là. Che bello, come si comincia bene. E vaffanculo però.
Dovrei prendere la mano, ragazzi, chiedo perdono, cioè nel senso già sono una pippa di mio, quel volante è durissima. Ok. E si va verso la France, verso la France. Sono le 22:43. Eccoci qua. Con il nostro camioncino, la nostra bella Tori che ci fa compagnia e andiamo. Vediamo un po' com'è. Che bello. Guardate i trattorini, che fighi. Pa, pa, pa. Dobbiamo già girare a destra. Ok. Carburante come siamo messi? Di merda. Ozzo. Ok. Saliamo. Boh. Carburante 5, cazzo, no, siamo proprio là. 575 km di autonomia, dobbiamo fare 570. Devo andare, sì. Dobbiamo andare, ragazzi. E vediamo un po' questo viaggiotto come indiana come va a finire. Adesso vi ho trovato anche una mappa incredibile con tantissime città, con tutte le città italiane. Solo il problema è che devo ricominciare la carriera e sinceramente non è proprio una cosa devastante. Bello, frenare così è una cosa molto bella. Buono. Qui siamo in autostrada. Sono con Google Shadow là, quindi devo stare attento a non perdere la registrazione. Sono le 23 e si gode. Come primo viaggetto avere una Lione ci sta. Quanto mi piace. Pa 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 pa. Andiamo, andiamo, andiamo a lavorare. Pa 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 pa. Con il nostro volantino, ragazzi. Dobbiamo girare a destra, direzione Milano e Torino. L'unica pecca di questo gioco veramente grossa secondo me, e l'ho già detto più volte perché sono un fan, è la neve. Cioè dovevano fare dei posti mari del nord con la neve, che comunque i camion con la neve sono una roba che ci sta troppo. Questa forse è l'unica vera pecca. Solo c'è cercare il dormire come bel dormire. Insomma, anche quello in realtà. Aspetta. Stando attenti a non ammazzare la gente. No. Tanto devo andare a fare benzina. Andiamo a fare la benza. Cazzo. Proviamo a vedere una cosa. Allora, devo portarlo entro lunedì tra le 15 e le 17. Ok, allora siamo domenica alle 20. Sì, dai, ce la faccio proprio stra tranquillo. Compenso 18.000, compenso un po' di merda, ma va bene. Siamo un bel gasolio così siamo a posto per un po' di viaggi. Adesso voglio capire che per il dormire, perché la barra là è abbastanza alta, se serve anche quello. Ok. Prossima sosta di riposo 5 ore. Quindi a sto punto mi metto a dormire. Ok. Perché non mi fa dormire il merda? Oh, frena. No, coglion. Perfetto. Buono.
Sono le 8 del mattino, orario perfetto per partire. Mi sono riposato, ho trombato Tori e si gode. E andiamo. Con il nostro Scania. Adesso il nostro bel viaggetto. Adesso vediamo se scaricare anche quella mod là con tutte le città, forse c'è anche Venezia mi sembra, però il problema è che devo rifare una carriera, quindi magari posso far vedere un video, però credo che devo tenere questo salvataggio, perché comunque sono già un po' avanti, se non posso ricominciare da capo, veramente è un'angoscia. Adesso qua ho autonomia per 1392 km, la cosa mi sembra... Cosa sono sti rumori? E adesso siamo in piena autostrada, tipica autostrada cumendiana, lo sapete. Vediamo un po' il nostro... Guarda che bello che è. C'è un zigzag in autostrada, mi sembra positivo. Mi sembra una cosa molto molto positiva. Con il nostro volantino. Spero non ci sia troppo traffico. Questo cos'è, l'aeroporto di Milano? No, 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 no. Lasciamo sorpassare qua lo stronzo. E dopo andiamo, eccoci qua. Siamo in 90 all'ora. Guarda l'aeroplanino che parte, che bello. Cazzo è sto rumore? Un rumore che non capisco. Ho speso 1000 euro di benzina, mi sembra bene. Mi sembra positivus. Qua non abbiamo neanche limiti di velocità, quindi siamo a 100, dobbiamo andare... Cioè il limite è 110, noi non ci arriviamo neanche, quindi va benissimo. Ecco, adesso dobbiamo andare anche al pedaggio. Altri skate spesi. Ok. Meno male che non c'è coda, ragazzi, manco mal. Occhio, frena stronzo. Dai, però fammelo andare. Ok. 24 euro. Ecco, una delle cose più importanti, ragazzi, è guardare sempre lo specchietto, cosa che io non faccio mai, chiaramente. Infatti ho fatto tipo 50 incidenti nella mia carriera al secondo proprio per questo. Questo qua si è bloccato qua. Ok, siamo verso Milano e Berna. Certo che il lavoro del camionista è essere veramente duro. Peccato che io di solito metto la radio, no? 105, radio 80, visto che io comunque sono un appassionato, cioè sapete che io amo la musica storica. Però chiaramente non posso perché con i copyright e tutto, cioè se metto un po' di radio praticamente mi cancellano da YouTube, cazzo.
La cosa mi sta anche abbastanza sui coglioni perché che sboccio. Forse deve essere il rumore quando faccio le curve dei trattori, non so, del vento. Ok, adesso giriamo a destra. No, oh, ciao. Buono, occhio cume, occhio cume. Qua siamo a rischio incidente, lo so io. Quindi non siamo più in autostrada, andiamo... Oh, ancora sì, boh. Sì, forse sì, 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 sì. Ok. Ok, Torino-Lione, dritti. Portiamo sti trattori maledetti. Adesso non cercare di fare tanti soldini, cazzo. Dobbiamo anche esplorare tipo ho esplorato il 30% della mappa, cazzo, 31 e qualcosa. Siamo molto molto indietro. Ma d'altronde questi giochi qua, secondo me, come Fly, così, devi giocare solo quando hai voglia. Se non hai voglia è difficile, anche perché, cioè, anche nel commento non è facile intrattenere il pubblico. Qua i milioni di persone collegate. Dio Christiansen, mamma mia cosa ho rischiato. Su un gioco comunque non stradinamico. Però me l'avete chiesto veramente in tanto. Dai, non bloccarti, merdoso. E allora io ho detto cazzo, cioè io in fatalità mi è venuta voglia, ho detto ne approfittiamo e prendiamo sta cazzo di DLC da 9 euro che non costa niente tanto. Dai. Mi sono incastrato di là, pippone che non sei altro di un cume. Adesso devo andare direzione Berna, direction Berna. Ok. Dopo ragazzi mandatemi un commentino se il gioco ha laggato o no, non penso, però non si sa mai. Ecco, adesso siamo sicuramente fuori dall'autostrada, adesso ne sono abbastanza consapevole di questo. Vai ragazzi, ormai siamo vicini, siamo a 100, mancano 190 km e dell'Italia passiamo alla Francia. Un viaggio tranquillo nel periodo non collegato, tutto a posto, non è successo niente di significativo, nessun incidente comediano, quindi è già un evento ragazzi, molto bene. E siamo in France, siamo in France. Qua superiamo anche se non è proprio lecito. Ok, adesso non ho neanche visto il limite, porca zoccola. Cazzo, in linea continua però no, eh. Dai che il primo viaggetto dopo tanto sta andando per il meglio. Siamo vicini a Lyons, Lyons, Lyon. Ancora pedaggio, ma guarda, sempre da comprare, cioè sempre a spendere schede e pedaggio, che domaroni, oh. Che le dumaron, che le dumaron. Buttati. Occhio magari, occhio. No! Madonna, sempre al limite, vai. Ok. 165 km, 2 ore. Siamo a Lione ragazzi, siamo arrivati. Oh, vai di traffico. No! Ai ai. Se mori, vai. Dai cazzo. Oh.
Il viaggio è andato abbastanza bene, nonostante tutto. Su dove cazzo dobbiamo girare? Oddio. A destra, di là. Dai, muoveve. Eccola, eccola, lo sapevo. Oh, che stress, la città, sempre trafficus. Dai, ce l'ho subito là comunque. Vai. No, 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 più in là. È più in là, cazzo, che inculata. Che erroraccio che ho fatto, va bene, dai. Ok. Adesso vediamo di fare... Mamma, mi viene da piangere solo a pensare alla manovra che devo fare adesso. Vai, come? Sì, sono entrato nella maniera più sbagliata possibile. Però... ce la deve fare il Cume. Ce la deve fare il Cume, speriamo bene, Fei. Vai. Vai, Cume. Vai, Cume. Ok, dai che ci siamo un po'. Dai. Dai. Mamma mia, Fioi. Prevedo 2 ore, Fioi. Diventeremo 2 ore. Oh, madonna. 15 ore dopo. Bassa pressione. No. Che figata. Non me l'ha mai successo sta roba. Finché la pressione del sistema si alzi. Ok, ho capito, ciao. Ottimo lavoro. No, però problemi con i freni. Non ci credo. Va bene, dai. Nuovo livello. Ok. Facciamo questi qua. Buono. Applica, applica. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Chiaramente devo un po' allenarmi sulle manovre. Primo viaggio è andata bene. Un saluto dal commendatore veneziano. Presto un altro video di Euro Truck Simulator 2. Ciao! Veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.